Sì, buongiorno a tutti. Qui siamo proprio nell'area dove verrà collocata la nuova struttura, sarà circa un 100 metri quadri di struttura a disposizione delle famiglie tarzesi dove potranno fare le diverse attività, magari un esempio potrebbe essere un compleanno o una piccola festiciola, e quindi sarà a disposizione di tutta la cittadinanza. Noi già con l'estate vorremmo fare l'inaugurazione, siamo adesso in fase di progettazione e quindi per l'estate ci sarà questa novità per tutto il comune di Tarzo, quindi un'area che si sta dotando, oltre che a livello di strutture, perché stiamo implementando il parco giochi. Come vedete, i lavori di sistemazione dell'area sono sempre più frequenti. Vogliamo dare anche la possibilità, in caso di maltempo nel periodo invernale, o comunque durante tutto il periodo dell'anno, a chi avesse bisogno di una grande stanza, perché stiamo parlando di circa un 100 metri quadri, appunto di averla qui in centro al paese, con all'interno un bel parco, in modo da poter appunto fare delle feste o delle piccole cerimonie anche a livello di comune o di associazionismo, insomma. A quanto ammonta l'investimento e cosa si potrà trovare all'interno della struttura? Beh, questo è un investimento, noi in bilancio in questo momento abbiamo previsto 100.000 euro e noi adesso consegneremo una struttura che praticamente avrà un grande salone e poi un piccolo cucinino dove ci saranno il minimo delle attrezzature, appunto, per fare quella parte tra lavandini e zona cucina, appunto per adibirla al minimo stretto necessario. Poi, se nel tempo ci sarà l'esigenza, magari si implementerà con altri servizi, ma questo è quello che vogliamo intanto per l'estate portare alla cittadinanza: la struttura finita con sto grande salone e una piccola stanza adibita a cucinino.